La cosa per cui sono rimasto deluso, per cui Carlo Sbiro di mia cognata aveva la casa mare, non aveva detto niente a nessuno, e io fa solo rido, non c'è nudo. Un grande. Cioè tu hai un cognato a Romina che lo chiami, dice, Enzo, sogno Melo, pronto? Sì, pronto. Enzo, sono Melo, senti che faccio? Andiamo a mare oggi? E tua sorella mi disse, va, chiamici mio fratello Enzo. Esatto. Che ce ne andiamo a mare, ti sto chiamando. Prendiamo un po' d'aria. Ce ne andiamo a Leto Ianni. Per esempio. Ce ne andiamo a Fondagliello, a Maria de Cottone. No. Dove vuoi? Va? No, oggi. No. Vai, fai un cognato bastardo. No, oggi non mi va, ho così un velo di mal di testa. Ah vai, ma ne esce ogni tanto, no, ce ne andiamo a mare, ci divertiamo. No, ma poi figurati. Poi tiriamo le cutulici, ci facciamo fare i satti. No, ma figurati che tra un po', tra le altre cose. Tua sorella ha fatto la pasta a forno, vienici. Veramente, guarda, ho da fare, poi tra le altre cose ho mal di testa e pensa, tra una decina di minuti devo andare dal dottore. Maria, prepara i secchielli, Maria! Ma che già fai con i secchielli nel dottore? No, capì, devo fare un'analisi particolare, no? No? Da portare il secchiello, c'è basta, una bottiglietta d'osso che frutta. No, ma sai, io ieri ho bevuto tanto, quindi insomma devo ma vieni, poi ci vai dal dottore. Di domenica il dottore che deve fare? Ma di domenica apre, guarda, è un amico mio, capito, in ospedale. Ma perché non vuoi venire mai a mare con noi? No, ma non è che non fai, voglio ti affronti? Ma no. Ti affronti perché c'è il tatuaggio, mamma perdonami, nella schiena, dai. No, per carità. Che ci fa? No, perché più che altro per quella sirena. Oramai si usino. Sì, lo so, ma quella sirena sulla gamba sinistra sinceramente è un po' più aggressiva. Vabbè, ma io meglio questa sirena che quella dei carabinieri, guarda, che ho brutti ricordi, no? No, per carità. Però ti consiglio, guarda, alla playa ci sono delle spiagge così free dove tu puoi entrare, usufruire delle strutture, ci sono le docce e puoi andare tranquillamente. Vabbè, io vado, devo andare dal dottore. Okay, vado. Maria, la parmigiana, Maria! Tuo fratello non ci è voluto venire. Poi arriva a mare, giustamente, dove arrivano a Marina di Cottone. Ecco. Che bella sta spiaggia, numero uno. Bella, veramente. Ci sono troppi rombrelloni però, ci sono troppi rombrelloni, visto questa stoffa. Vabbè, noi amiamo la tenda però, vai, che è più bella. Sì, ok. E allora tu prendete qua. Sì. Ma chi non è tuo frate? Ma chi? Io non è tuo frate, io che sta calando casdraio. Sì. Che l'ombrellone solo, che non aveva posto fondo, niente giacca o costume. Ma chi viene con costume da casa? Sì. Ma come ci porta qua? Ma non chiedono al dottore? No, e purtroppo ho avuto un contrattempo e poi tra le altre cose il dottore mi ha obbligato a venire qui e prendere un po' d'aria. Ma scusa, ma vieni con costume da casa? Ma no, era mancanza di iodio, capito? Mancanza di iodio, non il costume da chef, mancanza di iodio, quindi sono qui al mare per prendere un po' di iodio, capito? Poi guarda caso incogna il vicino di casa. Buongiorno, ti volevo dire una cosa. Sì, no, ma io non la conosco. Potenzialmente può fare controllare la doccia. Ma la doccia di che mi spanna l'acqua. Ma no, ma lei non c'ha la casa sopra di me. No, per carità. Qua dietro, in via dei Lamponi. Ma guardi che lei mi sta confondendo con un altro. No, lei non gli segna famosa, lei. No, ma che dice? No, lei io Barbagallo. No, Barbagallo. Perché ci sto dicendo che ti chiama Barbagallo? È pazzo. Ma che c'hai a casa? Ma no, ma che Barbagallo, io Barbagallo. Certo che c'ha la casa, aveva 4 anni che mi spanna la doccia. 4 anni che mi spanna. Ma che dice? Io Barbagallo, ma che va dicendo? 4 anni che c'hai a casa a Fondagliello, non mi ha detto niente. Ma non è vero, scusa, ma chi te l'ha detto? Sarita, a tuo fratello scancelliamo, state famiglia ora, bene? Ma che fratello? Barbagallo io.